Ah. Mattina, mattina, buon'ore, sei contenta come un passato. Mi vede bene di sti canone, oh Maruna, sei qui tu di no. Alors, on me lascia mai tranquillo, non posso manco farmi bucata di pane. Da mano, ti dico mica, sono stata contrariata questa settimana, mi sono fatta annunciare. Oh, mi è andata retita Roccone. Ieri mi sono fatto annunciare. Allora sono andata a Antonio, a Signatore. Mi ha detto, Margarita, hai rosso, un marrone, guarda che mi ha battuto. Hanno battuto in dell'acqua, era formicata. Vareo l'ha vareggiato, ha fatto così. Ma qual è che mi ha annunciato? Allora, a Giulietto, mi sono detto, quando sono andati qui da Rocconi, che n'era uno che mi ha annunciato, e vabbè, io ti chiedo mille, papà mi faccia solo. Allora mi ha detto Antonio, oh, magari adesso che tu facci, tu mi dici qualcosa di rosso, e come già fa qualcosa di rosso? So che non posso mica mettere qualcosa di rosso. Allora, ho pensato, mi sono detto, può essere che passerà meglio. Allora, ça, mi sono detto, può essere che ci sarà qualcosa che passerà meglio. Allora c'è certe concette, mi ha detto, oh sì, mettiti questo. Oh Marone, mi sono messo, perché a me non mi fa più annunciare qualcosa di rosso. Allora io ho visto qualcosa di rosso. Un srigo, mi diceva tu a me, un srigo a me, mi dico. Ma allora, mi farà più annunciare. On va avec à terre, on va avec, on va nous plus, basta così, voilà. Allora sono tranquilla, io vado a mio Caterippan, alla zicca che fa la giornata, vedi che fa la giornata che c'è, oh Marone, voilà. Allora tutti quelli che si facciano annunciare, papà sorta, e metti che vuoi mettersi di qualcosa di rosa sotto. O meglio puoi essere sicuro che non va da annunciare e ogni tanto mettiti mani in stacca così e fate così, te, voilà. Allora, mettete da dopo, mi rientro, perché ora devo andare, oggi sono invitato in sauna, per una da Roccone, ci rivedremo la prossima volta, alla visita da